Un primo giorno di scuola piuttosto particolare, quello trascorso oggi a Montebelluna. Ben dopo le 8, molti studenti si sono ritrovati in piazza, al bar, nei parchi, in un clima in fondo apparentemente rilassato, almeno per coloro che si sono trovati a saltare la prima fatidica ora. Clima diverso invece per il personale scolastico, che ha lavorato freneticamente per prepararsi ad adottare tutte quelle nuove normative che sono state molto discusse negli ultimi giorni. Trillano le campanelle, si indossano le mascherine, tutti pronti per ripartire dopo un'estate davvero lunghissima. Primo giorno di scuola un po' atipico. Sì, è molto particolare e vedremo come ci adatteremo alle nuove misure di sicurezza. Sì, oggi è il primo giorno di scuola. Non so come faremo, però penso che con un po' di buon senso possiamo andare avanti. Come ti aspetti questo anno scolastico? Noi che siamo in quinta, oddio, un po' dura, diciamo, sì, perché dobbiamo metterci sotto, essendo che siamo stati a casa tanti mesi, dobbiamo riprendere un po' le abitudini. Diciamo che speriamo di andare avanti, diciamo, più possibile, perché qui, sentendo le voci un po' in giro, non si sa se potremo veramente finire l'anno. Ci auguriamo di cercare di fare un anno più simile a tutti gli altri, cercando di dimenticarci un attimo di quel che è la situazione in tutto il mondo, d'altronde. E così sì, speriamo sia un anno, tra virgolette, più normale del previsto, diciamo. Preside un avvio con un percorso un po' ad ostacoli quest'anno, avete dovuto organizzarvi per il rientro e poi c'è il problema della nomina dei supplenti, suppongo. Certo, lei ha individuato la problematica principale, perché distanziamento sociale, disinfezione, tutto ciò che dobbiamo organizzare per impedire la diffusione o comunque ridurre la diffusione del contagio l'abbiamo fatto. Certo che se ci mancano 15 docenti e se ci manca il 50% dei collaboratori scolastici, quelli che una volta si chiamavano bidelli, se ci manca il 50% della segreteria si comincia con qualche difficoltà. Diciamo che noi ci siamo organizzati per fare del nostro meglio. Ecco, noi facciamo comunque 4 ore di lezione per tutte le classi, 5 per alcune già la prima settimana. Speriamo che presto, arrivino i docenti che ci mancano e non solo, anche i collaboratori e gli assistenti amministrativi. Oltre 1 migliaio di studenti, certamente non è facile da organizzare per un rientro così complicato. Beh sì, la logistica è stata pensata accuratamente, sono 1250 i nostri studenti, aggiungiamo un centinaio di dipendenti, quindi si capisce che dobbiamo in qualche modo pensare a scaglioni in entrata, in uscita, a varchi distinti per gruppi classe e poi dobbiamo pensare a tutto ciò che all'interno dell'istituto contribuisce a evitare la diffusione del contagio. È chiaro che non è un ambiente semplice, è ben più complicato e di questo ne abbiamo consapevolezza tutti, organizzare misure adeguate in un istituto scolastico rispetto a qualunque altro ambiente. Allora, in entrata, come avete visto, c'è un dispenser di sanificante, insomma la prima azione è quella. Dentro in classe, poi all'uscita, cioè sul piazzale, ci sono i distanziatori perché i ragazzi si abituino a capire, almeno a scuola, perché poi sappiamo che altrove magari i rapporti sono diversi, però almeno a scuola mantenere le distanze necessarie, e proprio per questo i banchi sono appunto a questa distanza, il famoso metro uno dall'altro, quindi qui abbiamo fortunatamente gli spazi in questo nuovo liceo, essendo nuovo, insomma, i ragazzi, le classi sia da 27 anche da 30-31 che abbiamo ci stanno, quindi stanno nel rispetto delle norme, quindi abbiamo messo dei puntini per terra, posizionato i banchi alle distanze adeguate, abbiamo la reazione, le finestre aperte, la reazione dell'aula e poi abbiamo ovviamente una striscia che delimita l'area di azione dell'insegnante, i 2 metri di distanza e soprattutto questa apparecchiatura a triossido di tungsteno che praticamente è diciamo così, un nuovo macchinario brevettato anche da un'azienda italiana milanese. Alcune scuole in Lombardia lo stanno adottando, noi credo siamo i primi nel Veneto che l'hanno acquistata e aiuta insomma in qualche maniera a purificare l'aria e dai test che hanno fatto in 10 minuti abbatte il 98% diciamo così, del Covid, dei virus presenti, e dopo mezz'ora il 100%, poi tutto il resto siamo, come dire, come tutti, nelle mani di chi ci crede, insomma. Ecco.
a seguito, diciamo, dell'avvio delle lezioni, quest'anno il primo giorno di ingresso a scuola è andato bene. È andato bene grazie al fatto che c'è stata un'organizzazione che ha funzionato, e voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti i professori dello staff che si sono impegnati, in particolar modo anche gli ausiliari delle associazioni di volontariato, segnatamente l'Associazione Nazionale Carabinieri e la Protezione Civile, che sono venuti a regolamentare i flussi di accesso nel campus scolastico. E oltre, diciamo, al fatto che gli alunni sono stati regolarmente accolti agli ingressi dal personale scolastico e in fila si sono ordinatamente igienizzati le mani prima di accedere ai locali scolastici, e poi hanno seguito i loro percorsi con i cartelli che avevamo predisposto allocando le classi nei vari reparti, nelle varie aree della scuola. Il flusso è stato regolare e non ci sono stati assembramenti, diciamo, per cui sicuramente il bilancio per questa prima giornata può essere considerato positivo, fermo restando che ovviamente alcune cose potremo migliorarle nei giorni futuri. Man mano che notiamo qualcosina che può essere regolamentata meglio lo faremo, ovviamente nell'interesse di tutti quanti. Dottoressa Aiello, primo giorno di scuola, com'è andata? Allora, è andata tutto sommato bene, con le difficoltà di organizzazione tipiche dei primi giorni di scuola. In particolare quest'anno abbiamo differenziato gli ingressi, quindi abbiamo 3 ingressi diversi, e abbiamo fatto accoglienza agli ragazzini che si sono un po' persi tra le varie ingressi sud, nord e est. Però per il resto, insomma, ho visto molto entusiasmo da parte dei ragazzi, da parte degli insegnanti. Sicuramente il fatto che sono ben 6-7 mesi che si manca da scuola aiuta a ritrovarci un po' tutti con un entusiasmo in più. Misure di sicurezza, mascherine, distanziamenti e igienizzazione assicurati. E adesso bisogna vedere di mantenere il più possibile queste regole e di assicurare ai ragazzi un servizio duraturo. Un super lavoro per gli uffici tecnici per preparare l'inizio della scuola. Sì, siamo molto soddisfatti del lavoro svolto, è stato un lavoro molto impegnativo, mai come quest'anno, dato da questa situazione emergenziale. Siamo soddisfatti perché siamo riusciti sia con fondi nostri sia con i fondi europei del PON a mettere in sicurezza e a norma tutte le scuole per consentire la fruizione della scuola da parte degli alunni in maniera sicura. Un messaggio di speranza per questo difficile anno scolastico. Intanto un in bocca al lupo a tutti gli studenti che dopo 6 mesi rientrano finalmente nelle aule scolastiche, ma anche un messaggio di serenità, tranquillità per il personale della scuola, i docenti, il personale ATA e anche per i familiari dei nostri studenti, perché appunto ce l'abbiamo messa tutta, faremo il possibile affinché il contagio sia assolutamente limitato. Innanzitutto a Einaudi Scarpa noi accogliamo circa 1700 studenti e a loro va ovviamente il bentornati a scuola dopo mesi, diciamo, di lockdown e quindi di didattica a distanza. Come dico sempre, la scuola esiste per gli studenti, per cui mai più caloroso potrebbe essere questo bentornati a scuola, nella convinzione che torneremo a stare bene insieme. Quello che posso augurare è di stare sereni, perché tante volte l'angoscia e la preoccupazione prende il sopravvento e anche spesso i media e i giornali non aiutano perché c'è un clima un po' di agitazione, ma mantenendo le regole di sicurezza date dalle linee guida del Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico che noi attuiamo rigorosamente, non dovrebbero esserci problemi di sorta. Ecco.